Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua in questo nuovo video. Perdonatemi un po' l'assenza di questo periodo che tra impegni personali e varie cose non sono riuscito a stare molto dietro al canale YouTube, però oggi vi porto una bellissima novità, un qualcosa che ho provato a fare già tempo fa con risultati scarsi, un qualcosa che ho fortemente intenzione di continuare a portare qui su YouTube perché so che è un contenuto che piace, è un contenuto che tra l'altro mi è stato chiesto non poche volte, devo essere sincero, è un contenuto che a quelli a cui l'ho detto ha anche abbastanza fomentato, il che mi rende molto felice e io direi che senza troppi giri di parole è ora di cominciare. Oggi cominceremo la carriera su FIFA, o meglio su EA FC 25 e ragazzi sono fomentatissimo, sono fomentatissimo, tra l'altro ho fatto giusto una partita iniziale, proprio il primo tempo, giusto per settare alcune cose a livello grafico e meno male che l'ho fatto perché le cutscene avevano un frame rate veramente ridicolo e invece adesso cominciamo subito con la carriera. Io direi di non aspettare oltre e intanto ho tenuto una bandana. Così, tra l'altro sto giocando sul computer, eh. Scarico le più recenti di rose. Allora, io avevo intenzione di ricreare in realtà Gianfranco Zola, però penso sia veramente molto difficile da ricreare, quindi facciamo così, lo prendo in mano io il Cagliari, eh. Datemi un attimo che mi creo il personaggio e torno da voi. Eccoci, finito di creare quello che sarà il mio alter ego, che tra l'altro non mi somiglia per niente, ma va bene così. Allora, mettiamo qua, squadra reale. Ovviamente andremo a scegliere il Cagliari, senza troppe sorprese. Tra l'altro 3 stelle e mezzo, più o meno è sempre stato quello il valore del Cagliari. Aspettative della dirigenza, popolazione pari e bassa, continentale molto bassa, fama del brand è bassa, stabilità finanziaria alta, crescita giovani bassa e noi la alzeremo come minimo. Allora, stadio di casa, con quale stadio cominciamo? E il classico? No, cominciamo con uno che faccia un po' più schifo, tipo questo qua che c'ha solo la tribuna centrale coperta e lo rinominiamo, questo devo usare la tastiera, Unipol Domus, perfetto. Ah, pezzo bassi. No, quelle sono poi lo stadio lo modificheremo più avanti quando riusciremo, speriamo, a raggiungere altri obiettivi. Arriviamo alla parte principale di tutta la carriera, praticamente. Mi avviso che sono anni in memory che non faccio una carriera, quindi sono un po' arrugginito. Allora, mercato attivo, osservazione sì, decidi il livello di coinvolgimento che vuoi avere sui programmi di allenamento della tua squadra. Questa impostazione non può essere modificata durante il gioco. Ecco, predetta abilità consiste di gestire tutti gli aspetti dell'allenamento della tua squadra. Questa può essere modificata. Visto che gli allenamenti sono una rottura di coglioni, io metto sempre al massimo. Difficoltà a campione, perché visto che è da un po' che non gioco, io la lascio a campione. Poi al limite la aumentiamo dopo. Cambio di proprietà assolutamente no. Aspettative di dirigenza, non aspettarti molto spazio di manovra, devo centrare la maggior parte degli obiettivi per salvare la tua panchina. Ci sta.
Ehm, 5 minuti la partita, campione sì, questo pure 5. Determina il livello di prestazione dei giocatori durante i tornei giovani. I giocatori non hanno al massimo le loro capacità potenziali. Ok. Qua ho sentito ehm, di mettere simulazione. Io sinceramente vedendo le slide, simulazione mi sembra veramente eccessivo. Quindi io lascerei classica. Impatto del vento assolutamente sì. Effetti medio assolutamente sì. Medio. Allenamento, abbiamo detto sempre al massimo. Non svolgiamo gli esercizi. Qua lascio tutto normale. Mercato. Trattative di mercato. Io lascio predefinito. Rigore trattative elastico. Osservazione sì. Cerca giocatori sì. Imposta la velocità con cui vengono seguiti i campioni. I due osservatori continueranno a impiegare da 6 a 9 giorni per no, sui campioni deve essere abbastanza veloce. Sui giocatori normali deve essere normale. Ok. Aspettative di dirigenza, offerte di lavoro per nazionale non mi interessa. Competizioni europee assolutamente sì. Cambio di proprietà abbiamo detto no. E valuta euro. Beh, io direi che è tutto pronto per poter cominciare. Molto bella questa immagine iniziale con questo rumore di fondo, molto molto carina. Qua in barba alla fantasia che amiamo Cagliari. Signore e signori, siamo lieti di dare il benvenuto al nuovo allenatore. Eccomi. Tra l'altro io la barba teoricamente l'ho fatta mora, però non si sa perché è tipo mezza roscia, ma va bene. Tra l'altro bello, ho lasciato la felpa sotto la camicia. Allora, questa schermata iniziale io in realtà già l'ho vista e devo dire non è che sia proprio il massimo, perché è un po' confusionaria rispetto a quelli degli altri anni. Allora, al vivaio. Allora, cominciamo subito, minchia, a vedere i giovani. Tra l'altro mi rimpicciolisco un po', perché così almeno voi lo vedete meglio. Ecco qua. Facciamo così. Tra l'altro questo infante, perché sostanzialmente è un infante, Salvatore D'Angelo, viene segnato come alto 1,80 m. Non so in quale mondo. 90 di overall potenziale. Benissimo. Ruben Tanner, un no, Liechtensteiner. Come si dice una persona che viene da Liechtenstein? Vabbè, proveniente da Liechtenstein. Questa cosa mi fomenta e non poco. Toledo, venezuelano. Julen Barrera, un altro venezuelano. Oh mio Dio, è inquietantissimo. Abbiamo Alberto Lombardi. Minchia, 16 anni, 1,90 m, figlio mio. Geneticamente modificato. E poi abbiamo Christian Ferrari, che è un potenziale crack. Potenzialissimo crack. Tra l'altro un piede sinistro perfetto. Allora, loro sono troppo piccoli. Non penso riesca a mandarli nemmeno in prestito. Allora, io promuovo tutti in prima squadra. E infatti, giusto loro due. Perfetto. Li promuovo in prima squadra e li mando subito in prestito. Allora, crescita giovani bassa, fai giocare almeno il 30%, sarà fatto. Sarà fatto. Termina la stagione risparmiando 3 milioni di fondi stanziati. Aumenta il valore del cap del 100%. Termina a metà classifica e raggiungi gli ottavi di finale. Ovviamente continentale non c'è assolutamente nulla. Perfetto. Allora, se non c'è altro, io vorrei andare subito. No, ho sbagliato. Non nei piani di crescita. Vorrei andare subito nel lab rosa. Per. Ah, innanzitutto fatemi rinnovare i contratti. Potevo farlo anche da lì? Sì, potevo farlo anche da lì.
Finanze forse, durata, ok. L'unica è dopo e poi c'è Augello che va in scadenza e Azzi. Allora, Azzi, io sinceramente, facciamo delega rinnovo. Sì, vabbè, allora, aggiungi alla lista trasferimenti. Augello, sinceramente io lo rinnovo così, importante, 2 anni, niente causa rescissoria, perfetto. Ciò ci va benissimo, De Iola 1 anno, lo rinnovo, perfetto, e lo metto subito in lista trasferimenti. Felice va bene, Gaetano va bene, Anzidiaco, Sidri Siliev, secondo me potrebbe anche andare via. Ecco, rinnoviamo Ianto e lo mandiamo subito in lista trasferimenti. La Padula, lista trasferimenti. Marin, rinnoviamo. Mutandua, lo mettiamo in prestito. Mina, gli scade il contratto e noi glielo rinnoviamo. Obert, lista trasferimenti. Palomino, vediamo, 1 anno se lo può fare. Lista trasferimenti. Prati va bene, Suffetta va bene, Ceri va bene, Viola 1 anno va bene, ce lo possiamo anche tenere. Zappa 1 anno, io ti rinnovo. E non sono mai stato più contento di fare questa manovra. E perfetto. Allora, quindi ideologicamente iniziamo a costruirci già una rosa, una tattica che hanno ampliato molto quest'anno. Allora, no. I preparatori, sì, assumiamo i preparatori. Impostazione tattica. Hm. Mi fai creare schemi squadra? Perfetto. Allora, cos'è questa merda? Assolutamente no. Modulo, chiamiamolo proprio banalmente modulo. Allora, non quella tattica, assolutamente no. No. Posso creare... Oh, schema. Ok. Modifica. Oh, perfetto. Io qua volevo arrivare. Allora, a me piace molto il 4-2-3-1. Devo essere sincero, mi piace alquanto. Però, visto i giocatori che ho in rosa, io credo che la formazione più consona possa essere un 4-3-3. Magari, esatto, 4-3-3 di contenimento. Equilibrata. Linea difensiva equilibrata anche qui. Ruoli giocatori. E questa è la cosa interessante. Sì, sì, più informazioni sui ruoli. Allora, piccoli è palesemente una torre. Equilibrata richiede la posizione ATT assegnata attaccante avanzato in un modulo 4-3 con... Sì, e non chiedere di nuovo. Torre, lui è torre. Luvumbo, innanzitutto Luvumbo dovrebbe stare dall'altra parte. Vabbè, poi lo sposto io. E lui non si trova con niente, non si sa perché. Comunque, ala o attaccante interno. Sì, decisamente attaccante interno. Qua Azzi non gli metto niente. De Iola eh, è lui che metteremo se non se lo comprano davanti alla difesa, ma io punto a cambiarlo. Marin è palesemente regista arretrato. Prati... Oh, non posso selezionare Prati? Perché? Oh, falso giocatore. Qua ci devono scrivere direttamente a Zappa. Zappa è un terzino di spinta. No, Mina non deve salire perché sennò mi lascia il vuoto. Anche qui difensore e Augello terzino di spinta. Ma io non riesco a capire perché non riesco a selezionare Prati. Eccolo, ecco qua. Prati non è un centrocampista di contenimento. Prati è un regista. Ma mettiamogli questo, va bene. Oh, perfetto, se io... Oh, così. Allora, cambiamo un po' di cose.
E per il momento mi sembra ci sia tutto. Tra l'altro hanno aumentato la panchina. Non più 7 ma 9 giocatori. Hanno fatto sto cambio sostanziale. E assolutamente salviamo le modifiche. Io direi sulla base di questa rosa non ci sono in realtà tanti movimenti da fare, però uno lo voglio fare assolutamente. Trasferimenti. Lui. Perché è un crack, ragazzi, è un crack e poi a me piace da morire. Tra l'altro contratto in scadenza. E io ci provo, cioè ci provo subito. Perché veramente è un giocatore. No, 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 che esci. Trasferimento. Hub mercato, perfetto. Pieno de menu, sottomenu. Impress. Niente, giustamente va in scadenza. Contratta per acquistare. Contatta. Saltiamo tutto quanto. Ma se tipo no, io ti dessi zappa. Così. E in più io ti do un. Quanti milioni? Minchia, non c'ho un cazzo di soldi. 5 milioni. Ma poi non c'ho lo stipendio per pagare. Temo che Zaleschi non arriverà. Però ti aggiungo una clausola per la rivendita del 25%. Niente. Ci hanno mandato a cagare. Lo immaginavo. Ma non finisce qui, Zaleschi, non finisce qui. Allora, io intanto, ragazzi, mi vado a spulciare un po' di giocatori potenziali, carini, carucci e tutto quanto. E ci rivediamo appena ne ho trovato qualcuno. Attenzione, plot twistone. Sono in trattativa. Qui non. Ah, giustamente. Minchia, Palladino uguale. Sono in trattativa per Cagliode per portarlo in prestito. Provo il prestito con diritto di riscatto. Ok. Sinceramente 2 anni. Perfetto. Divisione e stipendio. Facciamo fitti fitti? Fitti fitti. Seriamente, Cagliode così poco? Davvero? Va benissimo. Ah, ecco. Allora facciamo così. 5-5. Tanto tra 2 anni qua che non c'aemo. Ma niente, mandato tutto a puttane. Niente, facciamo che mandiamo un po' avanti e vediamo se qualcuno ci offre qualcosa. Osservatori giovani. Abbiamo intanto Ruggiero. Ruggiero, io ti mando, visto che ci sono una fracca di paesi, ma io voglio mantenere queste tradizioni, io lo voglio mandare in Uruguay. La tipica tradizione uruguagia del Cagliari. Lo mandiamo lì a cercare. Che lo mandiamo a cercare? Il COC non ci serve. A sinistra abbiamo Gaetano, a destra Lumbo. Magari una prima punta. Una prima punta e un centrocampista. Punta attaccante avanzato assolutamente. E centrocampista voglio una mezzala. Assolutamente. Attenzione, offerta del Servette per Yankto. Quello è il logo del Servette. Quanto ci dai? Quanto ci dai, Servette? Eh? Cioè, appena rinnovato e manco 1 milione, me dai. Dai, a 2 milioni ci arrivi. Ah, perché mi danno anche il giocatore. Ma il giocatore te lo puoi tranquillamente tenere. Allora, rimuovi scambio di giocatori. 2 pippi. Dammi 2 pippi.
Perfetto. E Yankto ci saluta e iniziamo a rimpinguare queste casse. Offerte ricevute 4. Attenzione. Eh? Allora, Obert. Minchia, 3 milioni e 9 subito. Subito. Facciamo 4. Tondi tondi. Dai, ti vengo incontro. 3 e 9. Ah, 100.000 euro di meno, sì. Mortacci tua. Prati. Minchia. Allora, la Padula accetto così, proprio me ne voglio liberare prima di subito. Mutandoa in prestito con diritto di riscatto. Noi poi là davanti chi abbiamo? Abbiamo Piccoli, Pavoletti, che però pure lui ho messo sul mercato. No, Mutandoa no. Mutandoa rifiuta offerta e Prati. Allora, se mi dai 20 milioni, se mi dai 20 milioni io te lo do. Proprio per far capire che è incedibile. Minchia, pure italiano è inquietante. Oh, perfetto. Te vai a trovare da un'altra parte. 3 offerte ricevute. Andiamo al lab mercato. Obert, Lecce. Lecce, attenzione. Lecce, se tu mi dai 4 milioni è tuo. Dammi 4 milioni è tutto tuo. Magari. Ecco. Perfetto. Lecce accetta 4 milioni. Va benissimo, ma tanto conoscendo sto gioco andrà poi all'Heidenheim. Mutandoa rifiutiamo un altro prestito. Magumbu. Io sinceramente di Magumbu faccio fatica a privarmene. Faccio molta fatica. Dammi 10 milioni. Se vuoi Magumbu mi devi dare 10 milioni. Perfetto. 2 offerte ricevute. De Iola. Allora, innanzitutto facciamo così. Rifiuta offerta. Come si faceva per triangolo? Blocco offerte, perfetto. Mi danno addirittura più del loro valore, ma vai. Vai De Iola. Corri in Inghilterra. Pure Pavoletti. Ma io mi potrei piangere adesso. Via, qualsiasi cifra. Via. Epurazione. Attenzione, abbiamo il primo partente. Chi cazzo è? Yankto. A occhio e croce, penso sia Yankto. Capello biondo, Yankto ceduto, 2 milioni al servette. Perfetto. Dimmi che sono stato bravo. Miglior offerta possibile 3 milioni e mezzo. Cazzo. Non pensavo di poter alzare di più la cosa. Offerta ricevuta pure per Zappa. Scambio. Torsby. A centrocampo. Andiamo a trattare. Vediamo chi altro ha il Genoa. Se c'è qualcuno di interessante. Allora, centrocampisti, chi c'hai? Malinowski, raga. No, ma sarà lento in culo. Boinen, Badel, no, Melegoni, Masini, no. Attaccanti, Vitigna, Ekuban, Ancheie, no. Difensori centrali. No, difensori centrali in realtà siamo messi abbastanza bene. Voiacco ancora 25 anni c'ha.
Pensavo fosse più giovani. No, non ho i giocatori che mi interessano. Quindi per Zappa, valore 2 milioni e 2, dammi 3 milioni e 2, dai. Dai, Gila. Perfetto. Potevo sicuramente chiedere più. Email non lette. No! Oh, Bert, meno male che c'era l'offerta del Lecce, meno male, meno male. Allora riusciamo a prendere pure 100.000 euro di più, teoricamente. La Padula va al Valencia, 1 milione e 7. Potevo chiedere 2 milioni e 3, vabbè. Obert va a Lecce, perfetto. Potevo chiedere 4 e 4, vabbè. Mamma mia, ragazzi, che bellezza, che bellezza. Un'altra offerta per Zappa. 2 milioni... Verona, vieni qua, Verona. Dammi 3 milioni e 5. 3 milioni e 5 e passa la paura. Ma facciamo 4. Dammi 4 milioncini, Verona. 3 milioni. Dai. 3,750 e s'abbracciamo. Perfetto. Perfetto. Bonato, per favore spostati. De Iola venduto, Lapa venduto e tutti venduti. Adesso che gruzzoletto abbiamo? Ho offerta pure per Azzi, un'altra. No, non era ancora arrivata l'offerta per Azzi. Dal Nacional. Quindi tornerebbe in un paese in cui parla, in cui si parla la sua lingua. Nacional, dai, 1 milione e mezzo. 1 milione e mezzo. Poi mi stavo scordando. Allora, facciamo 1 milione e 4, ma senza la rivendita. Bravissimo. Mi stavo scordando, ci sono gli svincolati. Mi stavo scordando. Tra l'altro anche adesso non ci ho fatto caso a vedere eh, quanti soldi abbiamo. Zappa non va al Genoa. Perfetto. I svincolati, ragazzi, la base di questo gioco. Quindi, no. Ah, qui perché avevo messo per vedere i terzini dessi che c'erano. Svincolati. Minchia, quanti catarioti. Non ci sono giocatori interessanti, o perlomeno non mi sembra di vederli. Ci sono un botto di catarioti, di ungheresi. Ma questo è il Nagy che stava al Bologna? Anche di Messi. No, ma c'ha 35 anni ormai Perisic. C'ha 35 anni. Che baffo importante questo Diogo Thomas che ha molto poco di finlandese. Peccato, io mi ricordavo che c'era Depay libero. Ma c'è ancora? O si è accasato? Memphis. È andato al City, cazzo. Non lo sapevo. Depay era un giocatore che mi sarebbe piaciuto averci. Vabbè. Tra gli svincolati non c'è nulla di interessante. Io andrei avanti. Intanto un altro che parte. Zappa al Verona per 3 milioni 750. Addirittura una...
Ancora offerte per Azzi dalla NUS. La NUS. 1.600.000 e s'abbracciamo, dai. Un milione e sei. Non fare lo stronzo. Ah. 5,50. Guardate se accetti. È troppo alto. Ma vaffanculo. Allora. Contatta per il prestito, perché riusciamo a prenderlo in prestito, Coyote. Allora, prestito con diritto di riscatto. Perfetto. 2 anni. Perfetto. 50 e 50 andava bene. Offerta per il cartellino, abbiamo detto 7 milioni. Perfetto. E Coyote arriva. Io mi vorrei prendere anche Zaleschi adesso, da mettere come terzino destro. E Zortea a fare il sostituto. Però osserviamolo, perché così almeno capiamo quanto vale. Questo, ragazzi, credo sia Pavoletti. Facciamo ciao ciao con la manina. Vai. Vai ad incantare i cieli del Canada. E intanto arriva Coyote. Azzi va via. Coyote arriva in prestito. Non male, non male. Attenzione, offerta anche per Viola. Però effettivamente se c'ho Coyote, che cazzo ci faccio con pure Zaleschi? Sì, Zaleschi. Assomiglia troppo a Zelensky e quindi mi confondo. Guarda, non mi metto nemmeno a trattare. Va bene 1.300.000. Oddio, è Viola, ma ho flashato Conte all'epoca d'oro. E anche Viola faccia ciao con la manina. Oh. Quanto mi costi? Minchia. Minchia. Non pensavo così tanto. E noi 21 milioni non penso ce li abbiamo. Allora, Champions Trophy. Ma sì, facciamo questa. Tanto le simulo. Anzi, una ce la giochiamo. Attenzione, è arrivata un'offerta per Vietesca. Relazione completata su Zaleschi. Ma poi Zaleschi in realtà può giocare anche a sinistra. O sbaglio? Questa rifiuta. Vietesca non lo voglio dare via per il momento. Zaleschi. Hub mercato. Tu sei destro, ma mi puoi giocare anche a sinistra. E mi puoi fare l'esterno. Facciamo contatta per acquistare, perché così vediamo. C'ho 21 milioni tondi tondi. Facciamo così. Ti do. Facciamo 15, visto che sta in scadenza. Più una rivendita, dai, del 6%, su. 16,4 e 7%. Allora, rimuovi la rivendita. Facciamo 17. Dai.
Perfetto. Ora bisogna andare a trattare però. E facendo così la fascia destra è completata, perché ci abbiamo Zortea e Coyote. A sinistra invece avremmo Zaleschi come titolare e Augello come riserva. 5 anni. Accetto, niente clausola. Ti prego, proponi te. Allora, controfferta. Rimuovi i bonus. Visto che conosco i miei polli, ti aumento un po' lo stipendio, perché tanto fa così. Aumentiamo pure un po' il bonus di ingaggio. Anzi, visto che io ho le mie malattie, facciamo così: 292 e 702. Che così almeno ho 3 milioni pari pari. Perfetto. Zaleschi approda a Cagliari, ragazzi. Questo per me è un colpaccio. Questo per me è veramente un colpaccio. Lo volevo e l'ho preso. Ah, e poi ci sono pure i piani di crescita. È vero. Dove si vedono i piani di crescita? Tra l'altro sto video sta diventando enormemente lungo. Eccolo, i piani di crescita. Allora, Sherry, portiere. Scuffetta, portiere. Ciocci, portiere. Portiere, devi saper fare il portiere. Poi Augello, terzino, normale. Palomino, ma nemmeno lo metto a fallo, tanto tra un po' se ne va. Difensore classico. Difensore classico. Vietesca. Non ce l'ha nemmeno male i passaggi, ma io ti dirò. Quasi quasi a te le faccio fare regista difensivo. Zortea. Hmm. Ti faccio fare il tornante difensivo a te. Coyote, terzino. Magumbu, regista arretrato. Assolutamente. Prati, regista arretrato. Lombardi, mi sono scordato di mandarlo in prestito questo, mo lo mandiamo. Centromediano, con quel fisico per forza centromediano. Felici, tu sei un esterno di centrocampo. Però voglio un qualcosa. Ala, sì. Mi devi migliorare sotto quegli aspetti. Tu, figlio mio, sei una cosa fantastica. E... tornante offensivo. Marin. Marin è completo in tutto, ragazzi. Marin è veramente completo in tutto. E sinceramente, box to box, io voglio aumentare un po' il tiro. A dopo, sinceramente, di te non mi interessa. Gaetano, tu mi fai. A questo punto sì, il falso 9. Però vorrei che mi migliorassi un po' il tiro. Falso 9, dai. Tu mi diventi un attaccante interno. Mi devi migliorare assolutamente il tiro. Mutandua, attaccante avanzato. Piccoli, non ce ne frega niente. Lumbo. Tira alla distanza, potenza tiro. Tiri al volo. Passaggio. Fai falso 9 pure Lumbo, dai. Allora, gli allenamenti pre-partita si possono tranquillamente anche saltare. Ok. Ehm... Ah, ancora non l'avevo messo io sta cosa. Gestione squadra. Non so cosa ho saltato. Allora, Mina capitano. Qua mettiamo Zaleschi al posto di Augello. E mettiamo Felici in panca. Anzi in tribuna. Io direi che mi va bene così. Però, allora, capitano. Mettiamo Magumbo. No, Magumbo. Punizione corta. È l'unico è Marin. Rigori Mina. Ma stiamo scherzando? No. Rigori Marin. Fa tutto Marin. Allora, Zaleschi è destro, la sinistra è giusto. E da destra Lumbo. Perfetto. Ci siamo.
andiamo a giocare questa prima partita contro il Valladolid. Tra l'altro, match comunque importante perché si sa, squadra di Ronaldo. C'è curiosità per il suo debutto su questa panchina, grande emozione prima del Attenzione. fischio d'inizio. Ancora pochi istanti e si parte. Ecco l'arrivo allo stadio. Bellissima giornata qui a Valencia, Ah, Mestalla, saltato vestito a tutto, festa, grande perfetto. atmosfera. Pierluigi Pardo vi dà il benvenuto, sfida che commenterò come sempre con Lele Adani. Allora, Riflettori diversi volti non... nuovi nell'organico di questa squadra, a cominciare dall'allenatore, oggi Tra l'altro, l'esordio in questa nuova rispetto a avventura. I FIFA di tifosi anni fa, ovviamente hanno grandi mi aspettative. sembra È difficile fare molto più previsioni, soprattutto quando si lento. cambia guida tecnica, perché devi dargli il tempo di Vai, collaudare gli schemi. Può piccoli. prendere la mira. E c'è il subito gol! Sono già sul più Robertino uno. Piccoli. Tra l'altro abbasso anche un po' l'audio qua. Ah, qui ho messo in pausa automaticamente. Ecco il gol da un'altra angolazione. Ha vinto il duello con il difensore e ha beffato il portiere. Robertino Piccoli inaugura Ed ecco dunque la arrivato il primo stagione gol del dell'incontro, Cagliari. 1-0. Subito 1-0. Portarsi a Macis. casa un po' Si di avvicina soldi in all'area. più non sarebbe mai. Minchia quanto piotta questo. No, Occasione Mina. importante per pareggiare. Bravo Esulta Scuffet. il portiere, fa bene, questo vale come un gol. Un intervento prodigioso sfoderato. In molti avrebbero preso gol da quella distanza. Zalewski intanto con arroganza si prende il 7. Intervento deciso, concede solo la touche. Gestiamo con Scuffet. calma. Zalewski. No, ma Brutto il Gumbu. possesso del Cagliari qui. L'arbitro lascia correre. Macis. Bravissimo il portiere sul tiro dell'attaccante. Lancio impreciso, palla che finisce A la chi sua corsa Luperto? direttamente dalle parti del portiere. Precisamente. Mi sembra veramente che effettivamente la CPU sia molto più Gran palla per il studiata rispetto alle compagno. E il partite portiere solite. dice di no. Certo, ovviamente ci sono altri ritmi rispetto, per esempio, Sono andati a un passo dal gol al del pari. foot o cose Decisivo il simili, portiere, quello è che ha chiaro. salvato la propria porta Ma il con un foot intervento ormai è un d'applauso gioco a sé dietro il gol del stante vantaggio praticamente. Eh sì, Gaetano. parata sicuramente Gaetano. straordinaria la sua. Gianluchino. E adesso sono in possesso di palla. Lascia partire il Ah. cross. Bravo il portiere, sventa il pericolo. Tra l'altro ho attivato i falli di mano, quindi vai zito. Ah, Respinge la conclusione allontana. no, pensavo che era l'arbitro. Mamma mia, Legge bene la zito. traiettoria e riparte. Potrebbe anche calciare. Gaetano. Piccoli. Il portiere palla ancora Ah. buona. Palla che termina lontanissima. Riescono a recuperare bene. Finisce il primo tempo. Finisce qui la prima metà di gara con le squadre che abbandonano il terreno. Non male come primo tempo. Si può fare meglio, però c'era il rischio di poter fare anche peggio. Quindi Secondo tempo che ha avuto inizio. bello che in sottofondo si sente noi vogliamo Marin. questa vittoria. Makumbu. Marin. Allora, credo che la soluzione più logica per questa squadra, Zito Lumumbo. la sovrapposizione Possesso di Zalewski era formazione buona, sarda. sia il giocare sulle ali. Perché avendo comunque noi giocatori, Cagliode a parte, abbastanza rapidi sulle due C'è spazio fasce, sulla fascia. che cazzo ho fatto qui io con Zalewski, si presuppone di comunque giocare su Strappa il quella pallone dai porzione di piedi senza campo. commettere fallo. Perché per vie C'è un aggiornamento centrali importante di siamo un mercato. po' Stones è stato deficitari. ceduto al Newcastle. Penso sia davvero il giocatore giusto per questa squadra. Potrebbe essere il gol del pareggio. Mina, Portiere che con oddio. lo sguardo ha accompagnato il pallone fuori. Facciamo un po' di cambi, anche per provarli un po'. Per esempio voglio provare Mutandua. Io faccio esordire anche questo giovane, perché è giusto farli esordire. E in più voglio provare anche Zortea. Aveva intuito Makumbu. Zalewski.
Tra l'altro il Valladolid difende... Ah, che brutta palla Molto opzioni a sprecata. disposizione. Difende anche abbastanza... Prova da lontano. abbastanza Grande alto. parata. Super portiere. Quindi ci sono i presupposti Occasione della bandierina, vogliono il gol del pareggio. per colpire in contropiede. È una Mamma girata di mia, testa che ha messo Scuffet. in dura prova il portiere. Tra l'altro La vi porta dalla annuncio porta che con un uno degli intervento da campione. obiettivi per quest'anno sarà di riportare un giocatore che a La tocca Cagliari con è stato valorizzato ma che poi è stato Diaye venduto. Diédhiou. Vi lascio Prova ad immaginare andare. Chiamato in soltanto a causa chi bene sia qui il portiere. costui, Pallone che è uscito e ovviamente nuovo corner. e perché è giusto che lui Calcio d'angolo battuto, palla in ritorni a mezzo. Cagliari. Risolve lui. Mutandua, parte Mutandua. Decidono di pressare il portatore di palla. Mazza quanto piotta Mutandua. Gioca dietro che sei stanco morto. Si propone il Cagliari. Cambia gioco. Bravissimo Prova a Zaleschi. girare da difesa con questo pallone. Ah, Capisce tutto e ferma l'azione. Gaetano un po' deboluccio, eh. Macis. Ha cercato una giocata loro. inutile. Pallone che è uscito. Sostituzione in arrivo. Vediamo un po' questo Zortea. Mi sono fatto buggerare Bravo, salta il malissimo proprio. difensore. Macis. Gran palla questa. Eh sì, rispetto a quando giocavo io la carriera, Ottimo intervento in copertura. mi sembra Parto di molto contropiede. più effettivamente tattica la partita. Zito Lubumbo. Mamma mia. Occhio Zaleschi. Peccato che non c'è nessuno in mezzo. Mutandua. qui. Hanno la possibilità Attenzione. di raddoppiare il vantaggio se sfrutteranno questo corner. Arriva il momento del cambio. Non so dov'è Mina. Corner in area. Distinto No. il difensore. Spazza via. Ah, Zortea si è fatta anticipare. Diaye Diédhiou. Cerca la soluzione. Bravo centrale. Luperto. Buon tecnico, Spaziamo. recupera palla. Ecco l'intervento falloso. Punizione dunque per il Cagliari. Credo per un fallo di mano. Proviamo a fare il secondo, dai ragazzi. Sfuma l'azione del Cagliari. Diaye Diédhiou. Si libera bene della marcatura. Oh, Torna in bravo possesso di Mina. palla grazie a un buon lavoro difensivo. Non pensavo mai di dirlo, ma il reparto che mi sta piacendo di più al Vediamo come momento sfruttano il contropiede. è quello difensivo. La ruota del vantaggio attacca il Cagliari. Eccolo Zortea. Attenzione. Ah. Marin. Prova Vi a far devo dire passare i poi, minuti cioè, finali anche con il questo mantenimento questo del possesso ragazzo, palla. Vedremo se reggeranno fino alla fine. sebbene sia 2 un minuti di 50 recupero, così e indica qualcosa la di overall, Può liberarsi del pallone. non è nemmeno Ci male. provano ancora, non è finita. Lo vedo molto Finisce qui, lento ottimo da risultato, morire. anche grazie al Finita fattore pure la campo. partita. Vittorio Molto Suarez, lento, la ma dimostrazione del suo per niente male. Veramente niente male, ragazzi. Comunque, dopo questo 1-0, direi che il primo episodio di questa stagione può concludersi qui. Intanto c'è un'offerta per Marin da parte del Fenerbahce. 7 milioni. Se me ne dai il doppio, io te lo do. Oppure vediamo chi c'ha il Fenerbahce. Centrocampisti. Questo non ce lo daranno mai. (29) 21 anni in 66. Ma io ci provo, raga. Ci provo. Giusto per farmi da picche. Perfetto, a posto. Torno a casa, Muri. Questa prima puntata finisce qui. Se avete consigli, qualsiasi cosa,
giocatori, tattiche da adottare, eccetera, eccetera. Fatemelo sapere qua sotto nei commenti. E noi ragazzi ci vediamo nel prossimo video o nel prossimo episodio. Belli, raga?